sindaco Cacciatore, è stato eletto segretario provinciale del PD, un impegno sicuramente notevole in un momento in cui il partito non è, diciamo, unanime. Abbiamo visto come è andata anche l'elezione del segretario regionale Barbagallo. Sì, assolutamente sono d'accordo con lei, ma è questo il senso, lo spirito di servizio per la mia candidatura, una candidatura che vuole essere assolutamente di ricomposizione dell'intero quadro dell'intero Partito Democratico Agrigentino. La mia è una candidatura che proprio si ascrive a non una componente politica precisa, ma vuole essere un momento di sintesi, di grande unità e di grande rilancio del partito in provincia, proprio per avere una comunità democratica aperta, plurale e che possa ritornare a essere, diciamo, al baricentro della scena politica anche provinciale, non soltanto regionale. Ecco, in questo senso come vi organizzerete? Ricordiamo che tra un anno si voterà anche in città. Sì, questo è uno dei primi impegni, uno dei primi appuntamenti che attenzioneremo. Da subito cominceremo diciamo, un incontro con tutti i circoli, tutte le sezioni della provincia. Vorrò, come dire, attenzionare e rilanciare i circoli che sono proprio l'anima del nostro partito. Dopodiché attenzioneremo tutte quelle che sono le scadenze elettorali, naturalmente in primis il comune capoluogo, che per noi rappresenta una sfida assolutamente importante anche alla luce di tutte le situazioni che stanno emergendo in queste ore. Come si legge questa spaccatura regionale? Ma oggettivamente come dire, una diversa impostazione di quella che è una linea politica. Noi abbiamo ritenuto che la segreteria Barbagallo, solo esclusivamente un giudizio politico, non sia stata all'altezza della situazione. Per questo abbiamo richiesto con forza una netta discontinuità che poi nei fatti non è avvenuta, e quindi una spaccatura fra le aree politiche del partito che hanno riportato ad avere Barbagallo, e devo dire con una posizione di minoranza, assolutamente di minoranza, candidato unico e segretario non unitario dell'intero gruppo dirigente. Lei è tanto esperiente, com'è la situazione in provincia del partito, lo stato di salute? È un partito, diciamo, nelle piazze o è un partito che è chiuso nelle sue stanze? Ma guardi, è un partito che deve necessariamente recuperare un appeal verso gli elettori e deve avere, diciamo, un momento di ricucitura col popolo del centro-sinistra. Io dico centro-sinistra senza trattino. E questo è l'arduo compito che ci attende. Lavoreremo per questo, per trovare una simbiosi, una rinnovata fiducia nei confronti dell'elettorato deluso, amareggiato, che oggi magari non va a votare, e sicuramente del mondo giovanile, che per quanto mi riguarda è stato determinante nella vittoria alla segreteria provinciale.